Ecco, mi sto avvicinando alle scuole elementari dove viene proposto il secondo tampone su iniziativa dell'Università di Padova. Ecco i cittadini di Vo in coda per il secondo tampone su base volontaria. Sono in tantissimi quelli che hanno accolto favorevolmente l'iniziativa dell'Università di Padova che vuole studiare attraverso il secondo screening sulla popolazione del piccolo comune l'andamento del coronavirus. Cittadini reporter ci hanno inviato questi video per mostrare il loro impegno a favore della ricerca. Sono consapevoli che in questa emergenza il loro sacrificio e il loro isolamento potrà aiutare la popolazione mondiale. Sono andati più in profondità sul naso e anche sulla gola. Vabbè, insomma, però la ricerca scientifica l'abbiamo aiutata? Penso proprio di sì. Si sopporta qualche fastidio, si attende con calma il proprio turno, le operazioni, raccontano, sono più veloci. I volontari, vestiti con tute e maschere di protezione, lavorano senza sosta al ritmo di 1000 tamponi al giorno. Entro domenica si dovrebbe finire. Tra i residenti che si sono sottoposti allo screening anche Marco Calaon, presidente del consorzio Vinidoc. La ricerca è sempre cosa buona, in Italia ci stiamo lamentando tutti i giorni che la ricerca non è a sufficienza, quindi nel male generale è meglio avere questa opportunità e contribuire per questa ricerca che speriamo dia esiti rassicuranti per il sistema. In attesa di conoscere il risultato di questa ricerca, la Regione ha diffuso gli esiti del primo screening sulla zona rossa di Vo. Dal 22 febbraio al 5 marzo sono state testate 2.778 persone, di queste 66 sono risultate affette da coronavirus. 32 soggetti hanno poi ripetuto il test, 4 persone inizialmente risultate positive sono poi risultate negative, mentre 4 persone inizialmente negative hanno poi avuto una positivizzazione. Quindi i totali positivi sono stati 70 su 2.778 persone. L'incidenza del virus è pari al 2,5%.